Sabato 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata di Ilia, l'imposta locale immobiliare autonoma che ha sostituito l'IMU nazionale. Ilia non è dovuta per la prima casa, a eccezione delle abitazioni di lusso. Il pagamento è dovuto per il possesso di seconde case e fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La nuova imposta porterà nel primo anno un risparmio fino a 12 milioni di euro. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 o altre modalità specificate nel sito internet di ciascun comune. Ogni anno la prima rata va saldata entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. Per maggiori informazioni visita il sito autonomielocali.regione.fvg.it. Con Ilia, più risorse per i comuni, più investimenti per il territorio.